Un incontro speciale nella visita del Papa a Venezia. Domenica mattina i giovani dell'Azione Cattolica del Veneto incontreranno il Santo Padre davanti alla Chiesa della Salute prima della messa in piazza San Marco. All'appuntamento saranno presenti anche i giovani della Pedemontana. Saremo noi a ricevere dal Papa sicuramente delle parole di incoraggiamento per proseguire con il nostro cammino di fede e un incoraggiamento anche a non perdere l'entusiasmo nel nostro servizio. In particolare per noi giovani di Azione Cattolica è importante appunto l'attenzione e la cura verso la nostra vita spirituale, ma anche il servizio verso i nostri fratelli più piccoli. I tempi in cui viviamo sono resi cupi e difficili dai venti di guerra che soffiano dal cuore dell'Europa e dal Medio Oriente, dalle migrazioni di interi popoli, dalla povertà che colpisce sempre più famiglie, dalle divisioni che lacerano la società. Ma il futuro è sempre e comunque in mano ai giovani e un incontro come quello di domenica può rivelarsi decisivo nella formazione delle nuove coscienze. I giovani, parlo in particolare per l'associazione di cui faccio parte, i Giovani di Azione Cattolica, curano sì non solo la vita spirituale, ma anche l'impegno attivo nelle proprie comunità. Si adoperano per trasmettere un messaggio di pace e di fratellanza verso tutti quanti e penso che l'impegno nelle proprie comunità, nel proprio territorio, poi si estenda anche un impegno più generale, anche politico. Comunque vada, sarà una grande emozione incontrare il Papa a Venezia. Certo, allora per me non sarà la prima volta che incontro il Papa dal vivo, perché l'ho già incontrato in GMG a Lisbona quest'estate, anche a Cracovia qualche anno fa, però incontrarlo qui a Venezia, quindi praticamente a casa, è come dà la sensazione di un amico che ti viene a trovare a casa, no? Quindi è proprio un incontro speciale.